Allora, riprendiamo un po' il filo del discorso. Terzo settore, stavolta partiamo proprio da quanto diceva lei, segretario. Il problema degli operatori del settore, di chi lavora in questo settore. Come funziona per chi non lo sapesse? Perché magari tanti che ci stanno dentro, che ci ascoltano, lo sanno benissimo, fin troppo. Mi spieghi un attimo e anche perché non si è intervenuto, che è quello che chiedevano dei telespettatori, perché il sindacato non è mai intervenuto in modo importante perché non si arrivasse a una certa deriva, come se fosse un ambito, un terzo settore a sé stante proprio. Beh, il terzo settore fa parte di un insieme di azioni che lo Stato svolge per la collettività e quindi diciamo che è un punto, soprattutto io penso al volontariato, no, di cui Piacentini parlava prima, che deve, dal mio punto di vista, intervenire nell'emergenzialità, perché poi se tutto è volontariato, alla fine lo Stato non interviene più e quindi c'è anche difficoltà No, di erogazione e di affermazione dei diritti universali delle persone, quindi anziché fare dei passi in avanti facciamo dei passi indietro e ritorniamo alle benemerite associazioni di beneficenza, cosa che non deve accadere, ma questo per la dignità sia di chi fa queste attività sia di chi le riceve. Ecco. Per quanto riguarda i lavoratori e quindi il lavoro che si esplica in questo settore, ripeto, ci sono 10 contratti e noi come categoria stiamo da tempo auspicando e quindi stiamo facendo un percorso di andare addirittura non solo all'unificazione di questi contratti con la loro specificità, e questo è stato un lavoro che abbiamo iniziato più di qualche anno fa. Ma secondo noi come funzione pubblica dovremmo andare a discutere di quelle che sono le aree di attività e su questo terreno avremmo piacere che ci seguisse anche chi poi dà lavoro a quei lavoratori. Il che vuol dire che se io sono un osso, un infermiere o un educatore e lavoro in sanità oppure nel sociale, quindi se sono a fianco con un lavoratore, un infermiere della sanità pubblica oppure di una casa di riposo, è giusto che a pari lavoro ci siano le stesse condizioni contrattuali. Forse non è così però nella Non è realtà. così, ma non è così perché? Perché ognuno vuole mantenere la propria specificità contrattuale come Ma questo è il datore male di lavoro. dell'Italia, perché alla fine vediamo anche ad altissimi C'è livelli. anche il giochetto però dei soci, Cioè che molte Dopodiché, cooperative invece di dare la sì, caratteristica del nell'ambito dipendente lo delle... fanno dare socio e di conseguenza c'è un abbattimento dei costi. E questo è il terzo settore nei 10 contratti, quindi ognuno ha la propria specificità. Per quanto poi riguarda l'ambito delle cooperative, che è quello maggiormente in sofferenza, ma non è l'unico, e lì abbiamo il problema del socio lavoratore, perché abbiamo una norma, quello che diceva Piacentini, abbiamo una norma che va a dire se tu sei socio, sei imprenditore di te stesso. Quindi se puta caso c'è una crisi aziendale puoi anche deliberare e votarti la riduzione del tuo stipendio. È una cosa assurda, però la norma che ha voluto Berlusconi, quindi che è andata a modificare, dice tu sei imprenditore di te stesso, quindi onore ed oneri per la tua funzione. Il problema qual è? Che in effetti il socio lavoratore non sempre è un socio che ha dichiarato di voler essere socio, è un socio che diventa socio per poter lavorare. E non partecipa all'attività della Ma cooperativa. no, non partecipa molte volte perché è socio, giustamente. diciamo, formalmente socio, ma di fatto non è componente della cooperazione, perché se è responsabilmente coinvolto nella vita sociale della cooperativa io non ho nulla da obiettare, ma se invece vengo imposto come socio soltanto per una questione di speculazione, di riduzione dei costi, questo non va bene. Imposto, poi tra l'altro Sì, è imposto e ci sono realtà del genere. Ora, per carità, non sono tutte così. A noi piace dialogare e anche fare delle progettualità con la parte sana di questo mondo, però è interesse anche di chi appartiene da un punto di vista imprenditoriale, chiamiamolo così, a questo mondo, è interesse a far pulizia al loro interno.
Assolutamente, ma secondo voi, chiedo a lei Bordignon, ma anche a lei, c'è questo interesse a fare pulizia all'interno del terzo settore, pulizia in questo punto di vista? Perché si vanno a toccare, secondo me, dei nervi scoperti. Di non È indubbio che lo stato delle cose favorisce anche un sottobosco, quindi chi ha l'aspettativa che le cose siano chiare e trasparenti, insomma, è anche la struttura che funziona maggiormente, anche dal punto di vista etico. È indubbio che il tema del lavoro, il tema degli impegni con le pubbliche amministrazioni coinvolge tutto il mondo del terzo settore in modo stretto. Sui dipendenti stretti magari il volontariato un po' meno, perché ne abbiamo meno. Per esempio il sistema dei nostri CSV, i centri di servizi per il volontariato, a livello nazionale ha solo 500 dipendenti circa, però con un alto grado di soddisfazione, con contratti molto simili, però nel settore ci sono delle difficoltà. La grande preoccupazione oggi, con il faro puntato sulla sussidiarietà, che per noi è una chiave di lettura sostanziale oggi, c'è il grande rischio, lo percepiamo in continuazione, che per il passato si sia fatta un'esternalizzazione dei servizi alle cooperative per risparmiare e adesso ci cerchi di esternalizzare al volontariato, perché si risparmia ancora di più. Esatto, c'è un risparmio ulteriore. Si vedono alcune ULS che fanno dei bandi per inserire in attività organiche della struttura sanitaria dei volontari, si vedono attività in questo senso e ogni interlocuzione oggi viene fatta con il dubbio: ma l'amministrazione comunale, l'ULS, la regione lo fa per dare un supplemento di qualità in servizi ai cittadini o per fare una spending review? No, questo è gravissimo, perché è una sostituzione è una sostituzione che secondo noi va a sottrarre anche posti di lavoro, per cui se il terzo settore è in effetti uno di quei settori che ancora tiene da un punto di vista occupazionale, perché in questi anni nella crisi è stato uno di quei settori che ha tenuto, ecco. Ma dobbiamo stare molto attenti a come si gestiscono le cose, dobbiamo stare attenti e chiarire chi fa cosa, le professionalità che si mettono in campo, perché altrimenti noi rischiamo di ritrovarci con dei servizi che vengono dati, ma dopo cosa c'è in quel servizio, se c'è qualità, se ci sono competenze, cioè, è molto difficile che lo andiamo a verificare, quindi ci vogliono anche dei controlli, ripeto, da parte di chi fa la committenza e un senso di responsabilità da parte di tutti. Sì. Comunque il volontariato non può assolutamente sostituirsi al ruolo dell'USL, al ruolo del comune, al ruolo della casa di riposo. Il volontariato fa un qualcosa in più, ma fa qualcosa in più che non va praticamente a interferire con le professionalità, le responsabilità, i compiti che hanno soprattutto il personale maggiormente specializzato, professionalizzato, perché noi non possiamo sostituire nessuno. Questa è una posizione chiara che ha tutto il mondo del volontariato. Voi ce l'avete volontariato, però forse qualcun altro anche i nostri centri di servizio per noi sono un faro chiarissimo, cioè noi facciamo qualcosa in più, non a caso parliamo di sussidiarietà, non è che parliamo di sostituzione, cioè qualcosa in più che riusciamo praticamente a intervenire soprattutto in quelle situazioni di difficoltà, ma non sostituzione di professionalità. Per esempio una delle proposte che stiamo elaborando è in questo senso: il volontariato non è un lavoro senza dignità, è un lavoro, è gratuito. Io oggi mi sono preso ferie dal mio lavoro, sono qui, svolgo un'attività di lavoro gratuito di rappresentanza del volontariato, accompagno un anziano, un disabile, è un'attività di lavoro, ma questa, se la svolgiamo per conto e assieme alle istituzioni, non è che va a zero sul bilancio, dovrebbe essere valorizzata e quella cifra dovrebbe essere investita in altre cose, non solo un taglio alla spesa. Ecco, chiede lei. Perché anche questo è PIL. Infatti stavo pensando, questo è PIL, ma non deve essere sostitutivo. È PIL perché la gente capisce più questo termine, è il prodotto lordo. Ebbene, perché non vorrei che capitasse il cammino contrario. Di quello che sta capitando in un'altra grande fetta del mondo del terzo settore, che è quello delle associazioni di promozione sociale, dei circoli, dove grazie a un lavoro molto complesso fatto in questi ultimi anni si sta tentando di dare dignità anche a tutti quei lavori che magari hanno meno redditualità, però hanno più soddisfazione. Chi gestisce un circolo, chi fa animazione culturale, chi gestisce una piccola realtà che fa spettacolo, questo fa ricchezza per il paese. In questa realtà molto spesso i problemi fondamentali che noi affrontiamo sono due: le
correttezze fiscali e 2 le correttezze anche di trattamento delle persone. Allora, abbiamo posto in questi anni come forum, come associazioni, grandi associazioni presenti sul territorio nazionale, la correttezza fiscale. Allora, c'è una fiscalità che è molto complessa in questo settore, però a farla breve, io non posso aprire un circolo, aprire un'associazione e non pagare nulla di tasse, per essere molto semplici. Ho le mie, come circolo, come associazione di promozione sociale, ho delle agevolazioni fiscali, però queste agevolazioni fiscali le devo mantenere fin tanto che rimango negli scopi statutari della mia associazione. Faccio attività culturale. C'è stata molta polemica negli anni scorsi, però perlomeno noi come Forum Veneto e Padovano in particolare abbiamo promosso anche un codice etico, nel senso chi è un vero circolo che fa promozione rimane con le caratteristiche del circolo che fa promozione, mentre qui tu sei un'altra cosa, sei un'azienda, sei un ristorante, sei una struttura commerciale, sei un'altra cosa. Con un bilancio. 2, questo dal punto di vista fiscale. Abbiamo fatto una notevole esperienza con l'Agenzia delle Entrate per regolarizzare protocolli insieme, però è un cammino lungo, perché è un cammino culturale e di fronte a 10 realtà sane ce n'è sempre una che tenta di fare la furba. 2, c'è tutto l'aspetto anche del mondo sportivo, un altro grande campo dove c'è la fiscalità, ma c'è anche il trattamento delle persone che vi fanno non solo volontariato, ma vi fanno vera e propria attività. Su questo io penso che sia un altro tema che le linee guida sulle quali le linee guida il governo Renzi deve porre l'attenzione. Perché? Perché lo chiedo perché la risposta magari di chi organizza, gestisce o fa parte di questi circoli è: ma ci volete mettere, sì, ci volete uccidere praticamente, già abbiamo grosse difficoltà, voi sapete benissimo il depauperamento che hanno subito questi circoli che sopravvivono a stento, per cui il timore grosso è anche questo. La nostra idea sui circoli è molto chiara perché l'abbiamo discusso per anni, sia in discussioni, in ragionamenti con l'Agenzia delle Entrate, ma anche con i nostri soci. Allora, la vita di un circolo ha una regola molto precisa, cioè ci sono delle regole da rispettare, dei fini statutari. Quando tu esci da questi fini statutari non sei più un circolo, per cui il minimo di regole basilari, il minimo, cioè l'attività rivolta ai soci, prettamente ai soci e agli amici dei soci, alcune cose molto semplici da rispettare, le persone che vi lavorano o vi lavorano a carattere prettamente volontario, oppure se vi lavorano applicando determinati contratti, o i contratti nazionali di settore, oppure i vari tipi di contratto della flessibilità che sono stati utilizzati in questi anni nel rispetto della normativa. Chi invece dietro a un'attività di circolo o di associazione sportiva dilettantistica fa altre cose, non altre cose illegali o illegali, però è riconoscibile che è una società per azioni, è una società d'altra natura, questo no, non possiamo, come dice lo slogan delle linee guida, confondere le carte, perché questo rovina il mercato, e questo rovina le stesse realtà che lo fanno. Cioè, io non penso che sia la stessa cosa gestire un circolo ricreativo di bocciofila oppure una piccola squadra di basket e avere una società di basket che milita in Serie A. Elude la concorrenza. Che magari anche questa è associazione comunque su sportiva questo, Paolo, senza tu fini. sai che la Regione su questo, diciamo, almeno ha delle norme ben precise, Sì, e anche rigide, questo, perché ogni 3 anni sia il volontariato che la promozione sociale ha l'obbligo di depositare i bilanci. Per fortuna, quindi, grazie anche alla nostra pressione, chiaro. questa cosa, ecco, la cosa che non ci ha rammaricato di più è l'aspetto fiscale. Perché per un periodo, perlomeno non per un amor di polemica, nel periodo del governo del Ministero Tremonti si era cominciato a pestare innanzitutto le piccole realtà, cioè situazioni di questo tipo, la piccola associazione che magari si sbagliava di scrivere qualche fattura, qualche piccoli peccati veniali, veniva equiparata ai grandi evasori. E magari invece chi era più furbo arrivava sempre con l'avvocato. Assolutamente, sì. No, vi ridò subito la parola, andiamo subito rapidissimi in pubblicità, pochi secondi, poi torniamo con voi tra poco. Dopo una seconda vessata.